all'interno di ACTV, secondo i sindacati, nonostante il robusto taglio di corse, il nuovo orario estivo si regge grazie agli straordinari e ormai l'azienda è a rischio sopravvivenza. Da Sabignano a Sigismondo, nomi di papi e imperatori hanno nascosto per oltre 2 anni le vere identità degli indagati nell'inchiesta della Procura che ha travolto il comune di Venezia. Ricoverata per ustione una bimba di 3 anni in vacanza a Bibione, la piccola avrebbe urtato il fornello su cui i genitori stavano scaldando una pentola d'acqua per il biberon. A Chioggia i sommozzatori della questura hanno salvato una famiglia con 4 bambini bloccata a bordo di una piccola imbarcazione in avaria mentre si stava avvicinando un forte temporale. Foglio di via obbligatorio per lo straniero fermato sul Ponte della Libertà mentre andava a Venezia armato di una spranga. Poche settimane prima aveva aggredito l'autista di un tram a Marghera. Sciopero degli ombrelloni, domani la protesta del Sindacato Italiano Balneari e della Federazione Imprese Balneari sulle concessioni marittime, ma non tutti sono d'accordo. Una splendida giornata nella bellissima Venezia, lo scrive sul profilo Facebook il leggendario campione del basket NBA Magic Johnson, postando le foto di lui e della moglie in laguna. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia. Dei nostri telegiornali continuano il caos e le polemiche all'interno di ACTV. Secondo i sindacati, nonostante il robusto taglio di corse, il nuovo orario estivo si regge solo sul straordinari e ormai l'azienda è a rischio sopravvivenza. Noi vogliamo assolutamente informare i cittadini, informare la città che la situazione è drammatica, non solo per quello che si è già detto, cioè carenza di organico, è drammatica perché non c'è una programmazione e non c'è nemmeno l'idea di continuare ad essere un servizio pubblico alla mobilità della cittadinanza. Se continua così, tra una decina d'anni ACTV rischia addirittura di non esistere più. Doveva essere una tappa di avvicinamento allo sciopero del 9 settembre, invece l'incontro promosso da tutti i sindacati presenti nell'azienda di trasporto pubblico veneziana è stata una presa di coscienza di una situazione talmente grave da metterne in dubbio l'esistenza futura. Noi siamo preoccupati più che fra 10 anni, già dal prossimo anno, se non ci si mette seriamente a parlare. Per questo chiediamo un incontro anche di nuovo col Comune, con l'assessore alla mobilità, che mi sembra essere il sindaco in persona. Su che opinione abbia circa le attuali difficoltà della CTV, in realtà il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è già espresso nell'ultimo consiglio comunale. Malattie, permessi, eccetera, eccetera, che sono fatalità molto superiori alle medie stagionali del periodo, che sono già molto alte. Scaricare la colpa con l'assenteismo dei lavoratori non può trovarmi assolutamente d'accordo, perché i dati parlano chiari. Il problema è stato la programmazione del servizio, perché infatti ora hanno dovuto rimodulare il servizio all'8 di agosto, riappesantendo di nuovo i turni di lavoro e rimodulando tutte le linee. Rispetto agli stessi orari del 2019, in quest'ultimo scorcio d'estate ACTV ha tagliato quasi 180 vaporetti al giorno. Chi non salirà su quelli dovrà accalcarsi su quelli che rimangono, dove lavora un personale sotto organico e sotto stress e sempre più difficile da reperire. La dinamica del contratto nazionale ferma, la dinamica del contratto aziendale ferma, perché hanno ridotto sostanzialmente il costo del lavoro, fa sì che non riusciamo a reperire sul mercato del lavoro preposti al comando, che siano comandanti o che siano capobarca. Le brutte notizie arrivano anche a livello italiano con la rimodulazione del criterio di riparto del Fondo Nazionale Trasporti. Il Veneto, che non ammetteva nulla, sarà ancora penalizzato, grosso modo perderà dai 25 ai 30 milioni di euro. Questo poi tradotto in ACTV saremo sui 12-13 milioni di euro in meno rispetto al riparto precedente. Quindi adesso anche qui la bella domanda che dobbiamo farci: cosa farà la Regione Veneto? Metterà le risorse? Non le metterà? Chiederà di tagliare i servizi? Lo stessa cosa lo dobbiamo chiedere all'amministrazione comunale. Turni pesanti e poco retribuiti, le RSU di ACTV raccontano il loro lavoro e perché a loro dire l'azienda fatica a reperire personale. La situazione sul trasporto su gomma non è buona, siamo sotto organico di una ventina di persone, saltano quotidianamente dai 25, intorno ai 25 turni. Abbiamo turni poco vivibili,
e poche soste. Se la laguna piange, la terraferma non ride. A sentire i lavoratori e ACTV, le difficoltà del trasporto pubblico locale su acqua a Venezia rappresentano solo la punta dell'iceberg di un comparto che appare in affanno anche a garantire il servizio su ruota. Quanto si guadagna in base a quello che si lavora in ACTV? Allora, sicuramente si guadagna poco rispetto alle altre realtà del territorio e questa retribuzione va aumentata perché non è più appetibile e i dati sono sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo più personale per fare neppure il servizio che da ieri è partito. Anni fa, per entrare in ACTV, migliaia di persone si presentavano a contendersi qualche decina di posti. Oggi ci raccontano che nonostante il taglio di 179 corse di vaporetti, per rispettare il nuovo orario estivo è necessario chiedere che i dipendenti facciano gli straordinari. Si cita la crisi demografica come una delle causali per la mancanza di nuovi candidati, ma d'altra parte questa azienda, come tante altre, non incentiva chi ha figli a venire a lavorare perché sembra che sia un problema anche chi prende solo un congedo parentale per accudire i figli. A bordo, mentre il marinaio si barcamena su un battello colmo di passeggeri fino al massimo della capienza, chi è al timone si destreggia in mezzo a canali che a Venezia non sono mai stati così caotici. Il traffico a Venezia, come sapete tutti, è aumentato notevolmente per via dell'aumento dei mezzi acquei nei canali. In Canale Grande ci sono delle concessioni nuove per quanto riguarda il traffico e quindi le gondole piuttosto che i tassi riescono a fare rotte che prima non facevano. Col taglio delle corse poi bisogna anche fronteggiare l'esasperazione se non l'aggressività dei passeggeri. Sarebbero 6 ore e mezza se non erro il turno, poi alla fine diventano 12. Sì, perché per coprire alcune fasce tipo le scuole piuttosto che gli operai i turni sono frazionati, quindi il nastro lavorativo si allunga. Ci sono anche suggestivi rimandi storici nei nomi scelti dalla Procura di Venezia per coprire per oltre 2 anni la vera identità degli indagati nell'inchiesta che ha travolto il Comune di Venezia. Nomi di papi e imperatori celevano un'inchiesta che avrebbe scosso Venezia dalle fondamenta. Esplosa nel luglio 2024, l'indagine ribattezzata Palude dalla Procura della Repubblica era già iniziata nell'aprile del 2022, partendo dalla vendita al magnate di Singapore Kiat Kwon King dei palazzi comunali Poerio e Donà, legata alle presunte trattative di vendita del terreno dei Pili. E quasi 2 anni e mezzo fa, assieme all'imprenditore cinese, il sindaco, il suo capo di gabinetto e il suo vice erano iscritti al registro degli indagati con nomi falsi per garantire la massima riservatezza all'indagine. Morris Cerone era diventato Ruben Alibacci e Derek Donadini Gregorius Bavarese. Luigi Brugnaro era sabiniano milanese con un rimando suggestivo al 65esimo Papa della Chiesa Cattolica, salito al Soglio di Pietro nel 603 e così poco popolare che probabilmente fu ucciso durante una rivolta. Anzi, secondo la leggenda, fu lo spirito del suo predecessore Gregorio I ad apparirgli in sogno assestandogli un colpo fatale col bastone pastorale. L'alter ego di Brugnaro risultava poi nato il 1 gennaio 1970 a Morterone, in provincia di Lecco, che con appena 33 abitanti è il comune più piccolo d'Italia. Kiat Kwon King era invece Sigismondo Malese. Qui il rimando del nome parrebbe all'imperatore del Sacro Romano Impero che nel 1411 invase il patriarcato di Aquileia, iniziando la guerra tra la Repubblica di Venezia e il Regno d'Ungheria. Anche per lui il luogo di nascita è da record, Pedesina, in provincia di Sondrio, che con 35 abitanti è il secondo comune meno popolato d'Italia, dopo il già citato Morterone. Grave incidente domestico a Bibbione, bimba di 3 anni ferita gravemente per le ustioni riportate dopo essersi rovesciata addosso acqua bollente. Una bambina di 3 anni di origini slovacche è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essersi ustionata con dell'acqua calda. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata in un appartamento della zona centrale di Bibbione. La piccola avrebbe urtato involontariamente il fornello su cui i genitori stavano scaldando una pentola d'acqua per il suo biberon. L'urto ha fatto rovesciare la pentola, causando ustioni su tutto il corpo alla piccola, in particolare su mano, braccia e addome. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.
La bambina è stata trasportata al centro Grandi Ustionati di Padova per ricevere le cure necessarie. Inizialmente il padre l'ha accompagnata in auto al punto di primo intervento locale. Successivamente, su segnalazione del personale medico, è intervenuto l'elisoccorso del reparto di Treviso Emergenza, che ha trasferito la piccola al centro specializzato di Padova. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente, che sembra essere di natura domestica. E nel pomeriggio di ieri un'intera famiglia in barca con 4 bambini è stata tratta in salvo dai sommozzatori della Questura di Venezia. Erano bloccati in un'imbarcazione in avaria mentre stava per arrivare un fortunale. Una famiglia composta da 2 genitori e 4 bambini, tra cui un neonato, è stata salvata dai sommozzatori della Questura di Venezia nelle acque di Chioggia. La loro piccola imbarcazione era in avaria e si trovava in grave difficoltà a causa di un fortunale improvviso, con vento forte, pioggia, grandine e onde sempre più impetuose. I sommozzatori, di ritorno da un'esercitazione, hanno notato la barca in difficoltà e si sono immediatamente avvicinati. Hanno trasbordato tutti i membri della famiglia sul loro gommone, fornendo loro coperte per riscaldarsi e cercando di rassicurare e distrarre i bambini spaventati. Successivamente hanno agganciato l'imbarcazione con un gancio traino e l'hanno rimorchiata in sicurezza fino al porto di Chioggia. Una volta raggiunto il porto, la famiglia, visibilmente scossa ma incolume, è stata accolta e assistita nei locali della Capitaneria di Porto. Il Questore di Venezia ha disposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia per la durata di 3 anni nei confronti di uno straniero che una settimana fa era stato fermato dalle volanti perché brandiva una spranga di metallo mentre camminava verso la città lagunare. Gli agenti sono intervenuti dopo numerose segnalazioni di automobilisti che avevano visto un uomo intento a percorrere l'area pedonale in direzione Venezia tenendo in mano una spranga con la quale colpiva ripetutamente il vicino guardrail. Gli agenti hanno invitato più volte lo straniero a consegnare l'arma, ma questi, invece di abbassarla, l'ha alzata con fare minaccioso verso i poliziotti, che hanno quindi dovuto usare il taser per immobilizzarlo. L'uomo è risultato già essere stato oggetto di precedente intervento delle volanti perché poche settimane prima aveva aggredito l'autista di un tram in servizio a Marghera, che durante la corsa gli aveva chiesto di abbassare il volume della musica. Rischia di diventare una guerra sui numeri la partita dell'IRAP in Veneto. Il leader regionale di Forza Italia, Flavio Tosi, contesta le cifre diffuse da Zaia e Calzavara. Preso atto che lui ha deciso unilateralmente di aumentare le tasse, al di là dei numeri che ha detto, insomma, sono molto discutibili e non so da dove gli vengano fuori, però noi siamo contrari all'aumento delle tasse. Poi ripeto, i numeri che ha dato sui bar e su altro sono tutt'altro che quelli. Nell'inciso del leader degli azzurri in Veneto forse le dichiarazioni più importanti sulla partita dell'aumento dell'IRAP, contestato fin da subito dagli alleati, non ancora commentato dai colleghi di Fratelli d'Italia. L'aumento dell'IRAP è stato stimato dall'assessore Calzavara intorno ai 40 milioni di euro, a fronte di almeno 16 miliardi di tasse che la regione avrebbe fatto risparmiare ai veneti. Numeri che il governatore Luca Zaia ha ribadito oggi a margine dell'inaugurazione del lotto vicentino della Treviso Ostiglia. Ho visto i dati, un bar pagherebbe 14 euro in più, certo sono 14 euro in più, ma voglio anche dire che queste non sono risorse sprecate che torneranno come servizi che la regione erogherà, fermo restando che 16 miliardi non sono mai stati prelevati. Ogni partito decide di fare quello che pensa sia meglio e sia opportuno e noi andiamo avanti per la nostra strada. Ma Tosi insiste sui numeri. Sono un po' detti per comodità di chi vuole aumentare le tasse e si trova isolato nella scelta di aumentare le tasse. Quando all'epoca si parlava di addizionale di IRPEF si parlava di 300 milioni all'anno mal contati, quindi per 14 viene fuori 4 miliardi. Quindi quando Zaia dice noi non abbiamo applicato ai veneti 15 o /16
miliardi di tasse, non capisco di che numeri parli. Un agosto caldo per il governatore del Veneto, sulle barricate su diversi fronti, sempre più spesso colpito dal fuoco amico, e c'è chi, come il capogruppo trevigiano della Lega Alberto Villanova, inizia a parlare di campagna elettorale degli alleati. Io penso che il dibattito è giusto che ci sia, il sale della democrazia, dopodiché c'è una differenza tra chi ha l'obbligo di governare e chi ha l'obbligo magari di fare opposizione o di fare le pulci. Mattosi ribadisce: su sanità e pedemontana abbiamo espresso il nostro disaccordo senza alcuna rappresentanza nell'esecutivo in regione, affonda. Non siamo mai coinvolti nelle decisioni. Luca Zaia ha deciso nell'ultimo mandato di escludere Forza Italia dalla giunta, di escluderla dalle presidenze delle commissioni, e ripeto, non è una questione di carica, è il fatto che le decisioni ti vengono comunicate dopo che sono state prese. E l'aumento dell'IRAP non piace alle piccole imprese, il report di Unioncamere Veneto. Mettere una tassa o pagare una tassa è sempre una cosa che dispiace a tutti, e questo bisogna mettere, però bisogna vedere qual è l'obiettivo di questa tassa. Se partiamo da qualsiasi cittadino, non vorremmo che assolutamente mai si dovesse pensare di avere ulteriori aumenti. Se guardiamo come imprese non è sicuramente la stagione migliore, noi diciamo zero sarebbe meglio, se si fa qualcosa deve essere strutturale e soprattutto capace, magari anche una tantum, di dare soddisfazione a chi comunque oggi nelle proprie imprese non è che goda di benessere più di prima, ma semmai deve riuscire a rimanere a galla. Gli aumenti dell'IRAP non piacciono soprattutto perché avvengono con la produzione manifatturiera al meno 1,2% su base annua. I dati del secondo trimestre 2024 presentati da Unioncamere Veneto mostrano un quadro ancora debole, con una variazione congiunturale destagionalizzata del meno 0,5%. La resilienza delle imprese venete è talmente forte che ci ha fatto superare dalla pandemia ad altre problematiche, quelle energetiche, quelle delle guerre, quelle del Medio Oriente e così via. Quindi il fatto che ci sia sempre stata questa forza e che ancora i dati denotino una sostanziale stabilità non è una preoccupazione. La preoccupazione è che questa crescita economica che ci aspettavamo non c'è stata e che ci sono dei settori che continuano a essere settori in difficoltà, come il mondo della moda, come il mondo dell'automotive, quella della lavorazione dei metalli, che sono delle aree che sono in continua decrescita in questo momento, mentre dall'altra parte il mondo dell'alimentare, il mondo della gomma, della plastica e altri fattori stanno invece dimostrando una crescita importante. Bene anche nel comparto del turismo e dalla domanda estera, con ordini cresciuti del più 1,9% rispetto all'anno precedente. La domanda interna ha segnato un lieve calo del meno 0,4% su base tendenziale. Il fatturato totale ha registrato una diminuzione del meno 0,8% su base annua. Sciopero degli ombrelloni, domani la protesta contro il governo, all'insegna però delle divisioni tra i sindacati dei balneari. Domani gli stabilimenti balneari italiani aderiranno a uno sciopero simbolico, aprendo gli ombrelloni con 2 ore di ritardo dalle 9:30 del mattino. La protesta, indetta dal Sindacato Italiano Balneari, il SIB, e dalla Federazione Italiana Imprese Balneari, il FIBA, mira a sensibilizzare il governo sulla necessità di una legge che tuteli le concessioni demaniali marittime. Tuttavia, non tutte le sigle sindacali sono unite nella mobilitazione. Asso Balneari e Base Balneare hanno scelto di non aderire, creando una spaccatura nel settore. Antonio Capacchione, presidente del SIB, ha sottolineato che lo sciopero sarà gentile, con servizi garantiti e iniziative di sensibilizzazione per i clienti. Capacchione ha invitato chi non partecipa a trovare altre forme di protesta, ribadendo che l'obiettivo comune è la difesa del lavoro e delle concessioni balneari. Staremo a vedere se il messaggio verrà recepito. Il governo nel frattempo ha lasciato passare l'ultima opportunità per varare un provvedimento a tutela delle concessioni demaniali marittime prima della pausa estiva, scatenando l'ira degli operatori balneari. Ed è allerta per l'ondata di calore in arrivo il prossimo fine settimana, con temperature AFA già alte che sono destinate ad aumentare ancora di più. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, domani per Verona sarà bollino arancione, che indica rischio elevato per i più fragili come anziani e bambini. Sabato il bollino arancione si estenderà anche a Verona, Venezia e
Trieste. E saranno giorni da bollino rosso e bollino nero anche per il traffico sulle autostrade del Veneto alle prese con il grande esodo di Ferragosto. Saranno giorni da bollino rosso e nero i prossimi su tutta la rete autostradale di Veneto e Friuli. La società Concessioni Autostradali Venete fa sapere che sono previsti 1.350.000 transiti nella sola settimana di Ferragosto. Sulla A4 Padova-Venezia, sul passante di Mestre, sulla A57 tangenziale di Mestre e sul raccordo Marco Polo transiteranno 700.000 veicoli solo nel weekend di Ferragosto, marcato con bollino rosso. Il dato considera sia il traffico registrato lo scorso weekend che quello osservato in quello omologo del 2023. La giornata di maggior traffico sarà quella di venerdì, quando si attendono oltre 230.000 veicoli. Il maggior afflusso è previsto in direzione Trieste e litorale nelle giornate di venerdì e sabato, che per questo motivo saranno caratterizzate ancora da bollino rosso. In direzione Trieste il traffico risulta sostenuto già nella giornata odierna a causa delle partenze anticipate e degli ultimi transiti di mezzi pesanti prima dello stop del weekend. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà infatti in vigore su tutto il territorio nazionale venerdì 9 dalle 16 alle 22, sabato 10 dalle 8 alle 22 e domenica 11 dalle 7 alle 22. Poi giovedì di Ferragosto dalle 7 alle 2 di notte, sabato 17 dalle 8 alle 16 e domenica 18 dalle 7 alle 22. Infine, verso i caselli del mare, San Donà, Tisana, Villesse e Trieste Lisert sono attesi complessivamente solo in questo weekend 360.000 mezzi di passaggio in direzione Slovenia e Croazia. Code potrebbero verificarsi nel tratto 2 corsie San Donà Portogruaro in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari, in prossimità del nodo di Palmanova, in uscita alla barriera di Trieste Lisert e in uscita alla barriera di Cordignano sulla A28 Conegliano Portogruaro. Cucchi ed io abbiamo trascorso una splendida giornata a Venezia, nella bellissima Venezia. Lo scrive sul suo profilo Facebook il leggendario campione del basket NBA Magic Johnson, postando le foto di lui e della moglie in laguna tra le calli e nei pressi del ponte di Rialto. Una giornata veneziana per la stella dei Los Angeles Lakers, appassionato da sempre dell'Italia, spesso meta delle sue vacanze. È tutto da Venezia per questa sera, grazie per essere stati con noi, arrivederci.